Buonasera amici di Fanner, questa è la Serie A della Lega Calcio a 8. Questa sera al centrale del Ciriaci si sfidano Pisana Calcio a 8 contro Alitalia Calcio, gara valevole per la 16ª giornata, la prima di ritorno. L'Italia Calcio batterà il calcio d'inizio sul pallone Luca Severini, il capocannoniere di tutta la Serie A con 22 reti. Andrà lui, ma direttamente da centrocampo, nessun problema per De Bernardo. Fallo laterale in favore dell'Alitalia. Gimelli, attaccato da Cesaro, mette giù bene. Cervini, lancio lungo a cercare proprio il numero 7. Cesaro Andrea, capocannoniere della Pisana, con 7 gol all'attivo. Andrea Cesaro. Gimelli, lancio lungo a cercare il capitano, anticipato. Può ripartire la Pisana, perde subito il pallone. Buono il pressing del numero 9 che conclude con il sinistro. Siamo già dall'altra parte, l'Italia attacca sulla sinistra. Buona la discesa. Severini prova a puntare il diretto avversario. Conquista calcio d'angolo, il primo della gara. Ma sempre Severini a battere calci piazzati. Palla in mezzo, libera la difesa della Pisana. Scerrati. Si distende bene la Pisana, adesso c'è l'occasione per Cesaro che va con il destro! È la prima occasione utile, la Pisana calcio a 8 passa in vantaggio al terzo minuto di questo primo tempo, 1-0. Subito in vantaggio la Pisana calcio 8 con Andrea Cesaro, ottavo gol per lui. Severini. Pallone sempre a cercare Severini che subisce fallo da posizione invitante. Severini chiede la distanza, allora sarà l'arbitro a fischiare il calcio di punizione. De Bernardo sistema la barriera. Troccoli, Cervini e Pagliuca in barriera. Severini alla battuta di questo calcio di punizione. Occasione per l'Italia Calcio. Un minuto dopo il vantaggio di Pagliuca. E c'è l'1-1. Severini porta al pareggio l'Italia Calcio con questo calcio di punizione. 23esimo gol per Severini Luca, capocannoniere di questa Serie A. Scerrati dalla centrata, nessun problema per il portiere dell'Italia Calcio. De Bernardo, lancio a cercare
Buona la chiusura di Pagliuca. Allora De Bernardo può rimettere. Oh, devi stare guardando dietro. Guarda dietro a te. Nel prendersi il pallone. Buono lo stop e il servizio per Cesaro che la ridà. Ancora Cesaro subisce fallo da dietro. Calcia Andrea. Scusa, sì. Sul pallone Cesaro. Ci trova con il destro di potenza, deviata dal difensore con la testa. Eccolo. C'era comunque sulla traiettoria il portiere. Scerrati, Pagliuca. La conclusione Pagliuca, Murata può liberare la difesa dell'Alitalia, ma c'è rimessa comunque in zona d'attacco per la Pisana Calciotto. A Cesaro ha risposto subito Severini con il 23esimo gol. Traversone, ancora solida la difesa dell'Alitalia. Se ne va Severini sulla destra, supera il numero 6 e cross in mezzo. Attento De Bernardo in angolo. In incontro di Michele, Severini scambia con lui. De Bernardo. Scerrati. Cervini. Scerrati scambia con Cesaro. Cervini. Cesaro scende a prendersi il pallone. Palla per Scerrati che cerca l'1-2. Non capisce il compagno, allora chiude tutto Gimelli. Disimpegna bene adesso l'Alitalia con questo possesso. Ciocchetti. Ancora Ciocchetti, lungo. Chiama il pallone De Bernardo, attaccato alle spalle adesso dal difensore, subisce fallo Cervini. Fa ribattere l'arbitro. Per lui, ma devo lasciare acceso là. È diventato buio. Cervini. Cesaro. Cervini. Scambio con Pagliuca. Prestato bene. Costretto a perdere palla adesso l'Italia. Buono il pressing dei giocatori in maglia verde. Cervini. Ricomincia da Pagliuca. Cervini in verticale per il numero 11. È buono il suggerimento. Segue bene il difensore. Rimani alto Mirko, rimani Mirko. Siamo già dall'altra parte. Chiede il pallone Severini. Stoppa di Severini. Suggerimento ottimo per il numero 11 che viene anticipato. Un coraggioso intervento in area di rigore. De Michele, traversone teso. Palla buona per il numero 9 che mette giù.
attaccato al momento dello stop, una buona chiusura. Severini attaccato alle spalle, scarica sul compagno, ancora Severini, prova di prima intenzione Ciocchetti che non prende bene il pallone, allora rimessa per De Bernardo. Devi cominciare a fare la fase dell'apertura, oh! Svegliate! Gioca da vicino, Marco. Cerca lo scambio corto Cesaro. Largo qua, Picchio! Guarda, aprili, aprili! Cervini. Cesaro lascia scorrere, non si intende con il compagno. Va bene, raga, dai, oh! Gimelli. Uomo! Attaccato alle spalle subito il difensore dell'Alitalia, costretto al retropassaggio. Controlla il pallone il numero 9 che manda avanti per Severini. Impreciso però il suggerimento in avanti. Allora rimessa laterale per la Pisana. Pace. Condorelli. Cervini. Scambio di prima. Calmi, raga, calmi! Tiene in campo la palla Cesaro. Fase confusa di gioco, non riescono a essere precisi nei passaggi gli uomini di Di Pasquale. Ancora suggerimento di prima errato, allora può ripartire l'Alitalia. Anche loro imprecisi. C'è spazio per il numero 11, pressato già da due avversari. Tenta il traversone ribattuto, allora Ciocchetti in possesso. Si distende ora l'Alitalia. Cerca di ragionare. Severini, marcato a uomo dal numero 3. Tiene in campo il pallone il numero 9, Pagliuca, e serve Cesaro, che fa la conclusione direttamente da posizione praticamente Vieni! impossibile. Tiene incontro il numero 11. Sbagliato però il suggerimento, allora Cervini. Pagliuca va col destro, non il suo piede, deviato, traversa. Severini rincorre il pallone. Buona la difesa della Pisana, in due su Severini. Scerrati, Cesaro prende il pallone, se la porta sul sinistro, viene murato da Gimelli che difende bene. Ciocchetti, favorito da un rimpallo, può ragionare. Allarga bene il gioco Ciocchetti. Viene incontro al compagno, servito. Scambio corto. Rischia qualcosina adesso Ciocchetti di prima, bene. Non trova però il compagno, allora Pace. Scerrati. Pagliuca, autore di un gol spettacolare la scorsa settimana. Scerrati con il destro dalla distanza. Controlla senza troppi problemi il portiere dell'Italia in calcio d'angolo. Cesaro corto per Scerrati. Cervini allo spazio per il destro, lo prova e c'è il vantaggio della Pisana. Al 15° cambia ancora il parziale qui al Ciriaci, 2-1 Pisana. Cervini porta in vantaggio la Pisana calcio 8, 2-1. Troppo spazio per Cervini che può
liberare il destro. Luca Severini blocca a terra De Bernardo. Scerrati per Pace. Scerrati lascia scorrere per Cervini. Anticipato Cesaro. Ancora palla per Cervini, l'autore della 2-1. Momentaneo vantaggio. Condorelli. De Bernardo. Attaccato Cervini. Buona la gestione del pallone per la Pisana. Cervini. Si allarga Cesaro. Libero da marcature. Adesso servito. Pallone in mezzo a cercare Pagliuca che aveva cambiato lato d'attacco. Adesso Ciocchetti può gestire. Lancio lungo. Trova il compagno. Cesaro in ripiegamento difensivo. Utile anche in fase difensiva il numero 7 della Pisana. Severini. Gimelli. Di prima il numero 30. Ciocchetti. Buono il movimento. Il numero 9 che prova ad allargare a memoria per De Michele. Gimelli. Lancio per nessuno. Allora la Pisana può ripartire. Scerrati scende. Legge il movimento di Cesaro. Lo legge anche Gimelli. Allora anticipo e ripartenza all'Italia. Non riesce a giocare bene il pallone l'Italia. Pagliuca mette giù. Cervini. Buono lo scambio. Scerrati. Palla buona per il numero 11. Anticipato. Severini. Favorito dal rimpallo. 2 su di lui. Se ne va. Palla in mezzo per il compagno. C'è il numero 11. Traversa incredibile dell'Alitalia. Sfortunata. Traversa colpita da De Michele. Cervini. Scerrati. Elude l'intervento del difensore. Lascia scorrere il numero 30. Pressato. Mantiene il possesso del pallone il numero 30. Lotta. E ottiene il fallo. Gimelli. Per Severini. Condorelli. Bene di testa. Serve Pace. Cervini. In avanti per Cesaro. Cervini. Toccato tantissimi palloni Cervini. Cervello di questo centrocampo. Pallone buono per Cesaro. Chiude bene Gimelli, che subisce anche fallo. Vieni, Manuel! Lascia la palla! Largo Manuel! Porco tutti i santi! Ci fa sorridere. Cervini. Cesaro. Ciocchetti. Viene incontro Severini. Controllo, buonissimo il suggerimento di tacco per il numero 11 che se ne va e conclude a rete per il pareggio. Bellissima l'azione dell'Alitalia. 2-2 al 20° di questo primo tempo.
Bellissimo l'assist di tacco di Severini, 2-2. Bella partita qui al centrale del Ciriaci, 20° del primo tempo, 2-2, Scerrati dalla centrata. Ribattuto il pallone, gol di De Michele. Cesaro, Pace, si gira bene il numero 11, numero su Gimelli, Severini, Cesaro, punta il diretto avversario, va con il destro Cesaro e c'è il 3-2 dopo il palo, sfortunata deviazione per il portiere, il vantaggio ancora della Pisana per 3-2, Cesaro. Guarda dietro a te, è finita l'azione, torna subito. Non perdona Cesaro, doppietta personale per il numero 7, nono gol. Scerrati, lungo il suggerimento per Pagliuca, ancora Scerrati, si gira, perde palla però, allora palla buona per Severini che conclude. De Bernardo ci mette una pezza. Deviazione di De Bernardo per il calcio d'angolo per l'Italia Calcio 8. Ancora Severini, cross basso, deviato, rischio per la Pisana. Va dall'altra parte De Michele con il sinistro, traversone teso, libera la difesa della Pisana. Scerrati non riesce a mettere giù il pallone, palla buona per il numero 11, esterno a cercare Cesaro, chiesto il fallo di mano. Gimelli, Ciocchetti per Gimelli, Ciocchetti di prima, c'è spazio per Cesaro, ma direttamente con il destro Cesaro, risponde il portiere dell'Italia. Gimelli, mette giù Troccoli, Cervini, Troccoli, Cervini, Pace, Cervini, Cesaro, cerca un varco la Pisana, solida adesso la difesa dell'Italia, trova spazio tra le linee Troccoli che riscarica su Scerrati. Cesaro largo, Cervini per Troccoli, anticipato da Gimelli, può ripartire l'Italia, c'è spazio per Severini, azione personale del numero 11, Cervini chiude tutto, non c'è fallo e allora la Pisana può distendersi. 3 contro 4, Troccoli, cross in mezzo a cercare Cesaro che raggiunge il pallone, spazio per il destro di Cervini, parata a terra. Scerrati, Pagliuca, Cervini, finta di Cervini, in 3 su di lui. Scerrati sul pallone, siamo lontanissimi dalla porta
dell'Italia. Scerrati con il destro. Severini. Fallo su Luca Severini. Batte velocemente Severini. Controllo difettoso del numero 11 De Michele, autore del pareggio. Momentaneo pareggio dell'Italia. Dopo l'azione e l'assist bellissimo di Severini, subito dopo la doppietta di Cesaro, che ha siglato il 3-2, vantaggio per la Pisana. Cervini per Cesaro, si sovrappone Troccoli, va dall'altra parte però Cesaro. Scerrati perde palla. Cervini. Pagliuca. Troccoli. Buona l'azione della Pisana Calciotto, l'occasione per Cesaro che mette in mezzo. Chiude Gimelli. Cervini. Scerrati. Movimento di Cesaro, lo vede Scerrati. Lungo il suggerimento. Duplice fischio dell'arbitro. 3-2. La Pisana Calciotto conduce a fine di questo primo tempo. Tutto pronto per questo secondo tempo. Conduce la Pisana Calciotto per 3-2. Doppietta di Cesaro. Per l'Italia gol di Severini e di De Michele. Pace, profondo. Buono il controllo. Attaccato subito dal numero 7 Doria. Cervini. Cesaro. Buon suggerimento di Cesaro. Difettoso il controllo del compagno. Ammassari è entrato. Cesaro. Sinistro di Cesaro. Vicovaro in due tempi non riesce a controllare, allora calcio d'angolo per la Pisana, il primo di questo secondo tempo. Va Cesaro sul pallone al centro dell'area. Ammassari che indietreggia. Scende allora il centrale di difesa Condorelli, palla per lui, chiude la difesa. Ciocchetti. Largo per Doria. Cerca il fondo Doria, rientra sul destro. Serve Severini che va con destro giro. Severini, 24esimo gol in campionato. Sempre più capocannoniere di questa Serie A. Luca Severini, 3-3. Sempre Luca Severini. Incredibile la stagione di Luca Severini. 24 gol all'attivo. Doppietta anche questa sera. L'Higuain di questa Lega Calcio 8. Ammassari. Cervini per Cesaro. Se ne va Cesaro. Sempre lui, riesce a crossare in mezzo. Sembrava buono il pallone per Ammassari, che non ci credeva neanche lui. Sarebbe stato il 4-3. Gimelli. Lungo il suggerimento. Cervini. Scerrati. Buono il pallone per Ammassari. Il movimento era splendido. Il numero 8 Doria.
Scerrati. Ammassari. Sul sinistro Ammassari. Prova il piazzato con il sinistro. Non trova il giro giusto il sinistro di Ammassari. Ciocchetti. Severini, buono il suggerimento. Se ne va il compagno che cerca il fondo, cross in mezzo. Libera la difesa della Pisana, rinviene Ciocchetti. Fa salire il compagno, prova l'acrobazia Doria, anticipato e il destro al volo. Che non trova lo specchio della porta, ci ha provato De Bernardo per Scerrati. Ammassari si accentra, prova il sinistro, Murato, palla buona per Cervini. Ammassari gli toglie il pallone il numero 11 De Michele. Severini va a lui, adesso pretende troppo. Oh, Ruggio! Oh! Che hai deciso? Vedi, De Bernardo, Cervini, buono il movimento, elude l'intervento di Severini. Scerrati, Cesaro, va col destro Cesaro, palla buona per Scerrati, toglie il pallone Ciocchetti. Buona l'azione difensiva di Cesaro. Cervini, Scerrati, Cervini, serve bene Ammassari, siamo dentro l'area di rigore. Ammassari, Vicovaro può bloccare, fa ripartire l'Alitalia. Numero 3 in avanti, mette giù il numero 11, se ne va. Ottima l'azione, Severini, tocco di prima, ancora per il numero 11 che prova al sinistro ad incrociare De Michele. Buona l'intesa tra De Michele e Severini. Scerrati, Ammassari, controlla bene e serve Cervini. Scerrati, c'è spazio per la conclusione, suggerimento per Cesaro che mette in mezzo, chiede il fallo, il calcio di rigore che l'arbitro non intende assegnare il calcio di rigore, allora rimessa laterale per l'Alitalia. Gimelli, lungo per Severini, mette giù, suggerimento per numero 11 che non segue e allora se ne va Cervini. Ammassari, Pagliuca, Ammassari, lascia a Cesaro. Scerrati, di tacco per Cervini, corto. Gimelli, retropassaggio per Vicovaro. De Michele, sguardo in mezzo a cambiare per Doria che non può raggiungere il pallone. Rimessa per De Bernardo, fa avanzare Pagliuca che punta al diretto avversario, cerca il fondo, se ne va Pagliuca, chiedono il fallo quelli dell'Alitalia, rinviene Gimelli che risolve la situazione e serve Severini. Doria sul destro, lascia Severini. Severini sul destro, Severini. Ma perché lo fate calciare? Fate capire? Oh. Ho capito. Oh. De Bernardo, Pace, Cervini, c'è spazio per Scerrati, se va Scerrati, prova il destro e viene beffato Vicovaro sotto le gambe. Scerrati porta in vantaggio 4-3 la Pisana.
non viene contrastato. Azione centrale, Sicuro? percussione di Cerrati che va alla conclusione, non irresistibile nella sua conclusione nell'intervento di Vicovaro. Fatto sta che la Pisana passa in vantaggio al 9° minuto di questo secondo tempo. Severini dalla centrata, ma con il destro Condorelli. È entrato il numero 10 Conti al posto del numero 14 Cerrati. Cesaro, spazio per lui, contrasta Gimelli. Scende Di Michele, suggerimento intercettato da Cervini, il migliore in campo dopo Cesaro. Conti, Cervini, ha toccato una miriade di palloni Cervini, a Massari con il sinistro, Vicovaro respinge non benissimo ma si salva. Rimani Cesaro! Vamos a diagonali, Matteo! Gimelli, De Michele scambia con il compagno Conti, Cervini chiude tutto, pallone per Severini, buono il suggerimento per Pier Giovanni, ancora palla buona per Pier Giovanni, può liberare adesso la Pisana, buono il disimpegno del numero 3 Taroni. Gimelli per Severini, mette giù Severini, non c'è fallo e allora può ripartire la Pisana. Gimelli chiama palla De Bernardo, fase confusa del match a Massari. Conti, Cervini per Cesaro, Pace, scende a prendersi il pallone Pagliuca, non viene servito, suggerimento per Condorelli. Pagliuca, adesso c'è spazio per l'azione. Cesaro, spazia da destra a sinistra Cesaro, Jolly, Pagliuca con il sinistro, prova a replicare quello che è stato il gol della settimana. Cervini per Conti, Pagliuca, Conti, Cesaro, Cervini, Conti per Cervini, Pace, difettoso il controllo di Conti e può liberare l'Italia, ancora De Bernardo. Pace adesso un po' bloccate le due formazioni. Il punteggio è fermo sul 4-3 per la Pisana Calcio 8, che deve stare attenta a lasciare spazi al destro di Severini. Cervini, Cesaro, rimpallo favorisce a Massari. Cesaro tenta il numero. Gimelli, verticalizzazione intercettata da Pace. A Massari, Cervini deve accelerare i tempi, la Pisana, se vuole ancora rendersi pericolosa. De Bernardo, sbaglia il disimpegno. De Bernardo ha rischiato tantissimo qui il portierone della Pisana. Abbassa, per non a piazza palla.
Giuseppe De Bernardo, lungo con le mani, a cercare Cesaro, pressato da Gimelli fallosamente, toccato alle spalle Cesaro. Chiede la conclusione mister Di Pasquale. Andrà Cesaro a cercare lo specchio della porta direttamente dalla centrata. Cesaro con il destro a giro, leggermente alta la sua conclusione. Gimelli, scende Ciocchetti, servito. Taroni. C'è spazio per Taroni, favorito da una serie di rimpalli. Fallo per l'Italia, calcio a 8. Toccato Pier Giovanni, occasionissima per l'Italia. Siamo al limite dell'area di rigore. Di Michele toccherà per Severini. Barriera a 5 disposta da De Bernardo. Fischio. Si stacca Massari. Severini, ribattuta la conclusione di Severini. Se ne va Cesaro, scende a Massari, palla buona per Cesaro che si vola verso la porta di Vicovaro che respinge, palla per Pagliuca che non trova lo specchio della porta. Occasione prima per Severini, si ribalta l'azione e occasione per la Pisana che non riesce a raddoppiare il vantaggio. Si gira bene Pier Giovanni, cerca il fondo, superato il numero 5 che rinviene, bellissima la chiusura, ma c'è calcio d'angolo. Non ci sta l'Italia che prova l'offensiva. Severini, pallone morbido per Gimelli, stacca difensore, c'è la conclusione al volo. De Bernardo risponde alla conclusione di Ciocchetti. De Bernardo, Gimelli, cross morbido per Severini che finta la conclusione e mette giù. Cambio ancora gioco. Dai, giochiamo! Prova a cercare Severini, libera tutto. Ammassari lotta con il numero 30. Pagliuca contro Gimelli. Dietro passaggio rischioso. Senza fallo. Pier Giovanni, contrasto di Conti. Conquista palla il numero 10 della Pisana, Conti. Toccato dietro il numero 11, fallo importante per la Pisana per rifiatare. Toccato Troccoli. Ammassari non può raggiungere la sfera. Taroni, lungo con le mani a cercare Severini che mette giù. Si gira Severini, si accentra, serve il compagno in verticale, chiude tutto. Pace, ottima azione difensiva di Pace. Condorelli lungo a cercare Ammassari, controlla Gimelli. Vicovaro per Taroni. Pier Giovanni, scambio con il compagno, ancora Pier Giovanni da solo davanti al portiere, salva tutto De Bernardo. Ancora occasione per Severini. De Bernardo salva il risultato con un'uscita pregevole su Pier Giovanni. Mette giù Pagliuca. Conti, pressato da Ciocchetti, se ne va. Fallo su di lui.
Ammonizione per il numero 11. Cervini sulla sfera. Diciannovesimo del secondo tempo. L'Italia è sotto di una rete. 4-3. Pallone lungo per il numero 11 Troccoli. Vicovaro rimette per Gimelli. Lancio preciso per Severini. Suggerimento di tacco per Taroni. Sombrero. Taroni. Rocambolesca azione dell'Alitalia che stava per trovare un varco centralmente. De Bernardo. Buona la sfera. Allora Ciocchetti. Di prima il numero 30. Bene, se ne va De Michele. Su Pace. De Michele. Non c'è fallo. De Michele. Chiude tutto. Non c'è fallo su Pagliuca. De Michele. Ancora lui. Sul sinistro. Tocca sotto per il numero 30. Traversone in mezzo. Pallone per Severini. Destro di Severini. De Bernardo dice no. Salva tutto ancora il portierone della Pisana. Ancora l'Italia in attacco. C'è il sinistro De Bernardo. Severini mette giù. Cerca il fondo Severini con il sinistro. De Bernardo ancora. Protagonista questo finale Gimelli. Protagonista De Bernardo in questo finale di partita. 4-3 resiste la Pisana. Famo cappellate, Broccoli, pure te, raddoppio. Oh, vabbè, a di sull'acqua, non vai a giocare, vabbè. Si riparte. La Pisana resiste grazie anche al portierone Giuseppe De Bernardo. Mazza, che ho detto? Non è vero. Gimelli. Rimessa laterale per l'Alitalia che prova l'offensiva finale. Fallo. Porco dici, porco. Ma te? No, sta coppando avanti, è normale che gli fai fallo. Mamma mia. Ma sta davanti, ma come gli prende? Ormai sta guarda, ma sta davanti. C'ha la palla davanti, sta per il detto qualcuno. Severini con il destro. Sistema la barriera De Bernardo.
fa Severini, destro di Severini, De Bernardo, ancora lui, Vicovaro, serve Taroni, libera ancora la difesa della Pisana, Ciocchetti, Solo pressione, Matteo, solo pressione. Dai, Matteo, apri su. Gimelli, sale De Michele, traversone teso, calcio d'angolo. Un minuto alla conclusione di questa partita, emozionante, traversone per Severini, va col destro, pallone deviato, ancora De Bernardo. Arbitro. Vai, Vincio! Pier Giovanni, Taroni, attaccato da Pagliuca, De Michele, Vai, bene, va bene. Cervini, anticipato Cesaro, fallo sul numero 3. Dai la mano dietro, raga! Oh! Non lo fa girare! Severini, conclude con il sinistro, ancora De Bernardo, Severini, Stiamo a fare mannaggia, guarda Teo! che portiere la Pisana, Giuseppe De Bernardo, protagonista di questo finale. Dai, sveglio! Prova Pier Giovanni, libera la Pisana, può ripartire, occasione, Conti per Pagliuca che si accentra, sinistro di Pagliuca, Murato, ancora occasione per l'Alitalia, Pier Giovanni per Severini, Severini viene fermato da Cervini, non riesce a liberare bene la Pisana, lo fa adesso, e allora Pagliuca, Cesaro non è servito, Esci Matteo! Severini se ne va, non c'è fallo, Conti per Cesaro che ha spazio, Cesaro punta Ciocchetti, Cesaro, destro di Cesaro, Vicovaro dice no, Pagliuca, De Michele, se ne va Di Michele, c'è l'occasione per Severini, palo incredibile sul finale, triplice fischio finale, con la brivido il finale per la Pisana con il palo, 4-3 per la Pisana che arriva a 26 punti, sesto posto momentaneo in attesa del Bacci Immobiliare.